bene, Ivo. E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ma sta roba io... ma... Ma, ma... Dimmi perché stai guidando tu. Perché sono il conduttore. Ah, ok. No, è figo, è una roba incredibile. È silente. E poi è tutto elettronico, eh? Io sono abituato con un Alfa del 72, quindi... Sì, a carbone. Ma questo è quello della Volkswagen che hanno rivisitato, quello famoso, no? Credo di sì. Siamo due hippie. Yes! Oh, guarda dove sei arrivati, eh? Ivo Gallo? Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo, ma dove mi hai portato? Nella stupenda città di Feltre. Feltre o Feltre? Ma che dir si voglia. Lo scopriremo. Allora, vedi, questa è la Piazza Maggiore, il cuore della città che domina tutto l'abitato, ma soprattutto questa è la capitale del Feltrino. Il castello di Alboino alle nostre spalle, davanti a noi c'è questo palazzo che... Così mi lancia alla memoria una scena del mitico film di Dallatri con Fabrizio Bentivoglio, la cui scena iniziale è proprio girata qui. Sai qual è il film? No. L'Americano Rosso. Bravissimo. Di Dallatri. Andiamo alla scoperta di Feltre del Feltrino? Andiamo subito, via! subito. Corri! Sono davvero contento di trovarmi in questo luogo magico. Queste sono le vecchie scalette che conducono da Porta Pusterla sino a Piazza Maggiore, quindi nel cuore storico di questa città meravigliosa. Pensate che Plinio il Vecchio dice che la città di Feltre venne fondata dai Reti, gli stessi fondatori peraltro delle città di Trento e Verona. È una città che conosce un grande sviluppo in epoca classica, soprattutto sviluppo legato all'economia, a sua volta legata all'artigianato, come i fabbri o i centunari. Chi erano questi? Coloro che recuperavano le antiche stoffe e soprattutto la lana, da cui deriva il feltro, che prende il nome proprio da questa città. Il toponimo Feltre molto probabilmente deriva dalla lingua etrusca felturi, che significa città di fel. Ci fu poi il grande periodo invasivo, come sappiamo bene. Arrivarono qui prima gli Unni, poi arrivarono i Goti e infine quelli che diedero un po' più di struttura a questa città, i Longobardi, che ancora portano alcuni segni, come il nome del castello principale, che è il castello di Alboino, oppure la frazione di Farra. Le Farre, sapete, erano queste agglomerati, queste comunità di soldati longobardi. Tanti termini della nostra lingua derivano proprio da quei 200 anni di, tra virgolette, occupazione di questa popolazione che proveniva dal nord Europa. Dal nord Europa si arrivava anche grazie alla via Claudio Augusta Altinate, che univa la città lagunare di Altino, città antica, la pre-Venezia potremmo definirla, sino al nord dell'Europa e quindi in Germania. Proprio quelle strade romane furono usate dagli invasori o da chi trovò nuova terra, nuova economia e nuova società proprio nella penisola italiana.
Dal XIV secolo si assiste a un continuo cambiamento di potentato, per esempio i Daromano, i Caminesi ed infine i Carraresi. E proprio per interrompere questo flusso nemico e questo continuo guerreggiare, la città di Feltre nel 1404 si dona alla Serenissima Repubblica di Venezia. Raggiungo il cuore storico della città e so che troveremo all'interno della Sala degli Stemmi la dottoressa Laura. Di Sala degli Stemmi in Palazzo Pretorio, il cuore della gestione politica della città di Feltre durante il periodo della dominazione veneziana. È un palazzo che rinasce dopo la distruzione di Feltre tra 1509 e 1510 nel contesto della guerra cambraica. In quegli anni, dopo quegli anni, l'intera città rifiorisce ed è la ragione per cui oggi abbiamo un centro storico incantevolmente di epoca cinquecentesca per la maggior parte. Ecco, in questo contesto di rifioritura rinasce anche Palazzo Pretorio, un edificio importantissimo perché è destinato ad ospitare le magistrature che governavano la città ed in primis il Maggior Consiglio, cioè l'organo costituito dai rappresentanti delle famiglie nobili di Feltre che coadiuvavano il rettore nel governo, nell'amministrazione della città e del territorio che era sottoposto alla città, potremmo dire l'attuale territorio feltrino. In Sala degli Stemmi questo Maggior Consiglio si riuniva e questa sala era quindi una sorta di luogo di rappresentanza del potere di Venezia sul territorio. Ecco la ragione per cui lentamente cominciò ad essere decorato con gli emblemi dei patrizi, dei nobili, dei rappresentanti che Venezia inviava a governare la città, per l'appunto i rettori. Li troviamo ancora oggi affrescati sulla parte alta delle pareti di Sala degli Stemmi. Non tutti sono esattamente, rigorosamente rispettosi della loro storicità. Molti sono stati modificati a seguito di un restauro fatto negli anni 40 del Novecento, ma il fascino di questo luogo è enorme, perché entrarvi significa poter avere accesso ad un libro aperto che attraverso dei simboli, dei segni, dei colori racconta non solo la storia della città, ma anche quella delle famiglie veneziane principali che arrivarono a Feltre. Qualche nome, per dire solo alcuni, per esempio i Morosini. Abbiamo uno stemma Morosini, ne abbiamo altri per la città, ma ne abbiamo anche qui in Sala degli Stemmi. Abbiamo lo stemma Malipiero con quella mano d'aquila, come si chiama, come viene chiamata in araldica, che tanto caratterizza l'arma di questo blasone. E poi naturalmente abbiamo il leone di San Marco nella sua posa più classica, con il libro aperto e le zampe in parte sulla terraferma, in parte sul mare. Tra tutti questi stemmi uno si ripete più volte ed è quello della città di Feltre, uno stemma granata con un castello d'argento torricellato chiuso, per usare una terminologia che usano per l'appunto gli araldisti. Ecco, è il simbolo della città di Feltre, origini antichissime e che ricorda quello che è uno dei simboli per eccellenza di questa splendida città, ovvero il castello detto di Alboino.
Feltre abita e lavora una preparatissima artigiana della ceramica, Silvia, che prima faceva la traduttrice e poi un giorno ha deciso di cambiare vita. Come è cominciato tutto? È stato un percorso lungo, ma che lo spunto di questa decisione è partito da una mia frequentazione di colleghi traduttori con esperienza nell'artigianato. Facevano anche gli artigiani ceramisti e io invidiavo questa loro capacità di creare gli oggetti d'uso delle loro case in cui io mangiavo. E quindi tu hai mangiato una pasta asciutta su un pasta asciutta in piatto? un meraviglioso piatto di ingresso fatto a mano da Claudia Dorkenwald, per l'appunto, e mi sono innamorata di questo mezzo, questo medium, come si dice adesso, e così col tempo ho coltivato la passione per la ceramica. Sono seguiti tanti anni di formazione, perché ovviamente uno non si improvvisa da mattina alla sera, e diciamo una ventina d'anni dopo ho aperto la mia attività di ceramista. Che tutt'oggi svolgo. Continui a specializzare, e oltre alla ceramica hai associato anche un'altra specializzazione, sempre preparandosi, studiando, eccetera, eccetera, che è quella del vetro. Io mi definisco sempre un'artigiana con il vizio di imparare, che è una cosa che non è da tutti, perché c'è tanta gente che lavora, fa un determinato tipo di lavoro, di cosa, di prodotto e continua a girare su quello tutta la vita. Io invece ho bisogno di continuare a crescere, quindi dalla ceramica sono arrivata al vetro, che ha molti punti in comune dal punto di vista fisico-chimico proprio con la ceramica, e poi ho incominciato a lavorare i metalli per riuscire a fare i gioielli con i vetri che io stessa creavo al cannello, come si fa a Murano. Quindi tu crei dei gioielli, crei delle opere d'arte che poi anche vendi, quindi Certo. che si possono acquistare qui. Si possono acquistare. Ma non solo qui, anche tu hai un sito. Esatto, il mio sito è silviapotter.com, ma se arrivate dal punto .it ci arrivate lo stesso, e da lì ci sono i link ai miei negozi nei quali potete comprare sia le ceramiche che i gioielli in vetro. Quindi ringraziamo Silvia perché per le opere d'arte che crea, date da una sua vena artistica, ma anche dalla preparazione che traspare dalle sue parole. E io quasi quasi vedo di comprare anche un regalino per le mie figlie. Ok? Benissimo. Grazie. Grazie a te. Raggiunto la sommità della Torre del Campanon. Siamo negli spazi del castello di Alboino, nel cuore di Feltre. Dicevamo che nel 1404 arriva a Venezia con lo Stato da terra. Inizia uno sviluppo importante di Feltre, purtroppo però interrotto nel 1509 durante la battaglia con la Lega di Cambrai da parte dei veneziani. Massimiliano I d'Asburgo occupa la città e poi ci fu una battaglia cruenta che comportò il rinnovamento del potere veneziano, però quella battaglia è ricordata come l'eccidio di Feltre. Tutto viene distrutto. La Feltre che vediamo oggi è proprio frutto di una ricostruzione imponente durante il periodo rinascimentale. La Torre del Campanon, alle mie spalle c'è questa grande campana. Questo luogo ci richiama
il periodo medievale della città. Si chiama Castello di Alboino, richiamando il potere longobardo. In realtà Alboino qui non c'è mai stato, perché la sua residenza era a Pavia o Cividale del Friuli. Ad ogni modo, il castello viene costruito sui resti di un fortilizio romano e in epoca medievale era cinto da una grande mura e soprattutto c'erano molte torri. Oggi rimangono in piedi la torre dell'orologio e questa del campanon che suonava durante le esecuzioni capitali e poi è stato usato più recentemente per annunciare il consiglio comunale. Io ringrazio Arianna che ci ha permesso di entrare in questo luogo magnifico che domina tutta la vallata del Feltrino. Un paio di curiosità: se guardate bene il castello, le pietre più chiare in calcare sono quelle più antiche di questa struttura e poi al vertice, alla sommità della torre dell'orologio è presente una mezzaluna. Una leggenda tra le tante racconta che faceva parte del bottino di guerra della battaglia di Lepanto del 1517. Ad ogni modo, leggenda o meno, questo luogo è davvero meraviglioso e domina la città di Feltre e questa vallata che si fa davanti ai nostri occhi davvero stupefacente. E poi è bello immaginare come su queste torri si accendevano dei fuochi per comunicare attraverso dei segnali di luce con l'abbazia dei Santissimi Vittore e Corona, che trionfa anch'essa su questa vallata davvero straordinaria. Questo tunnel cos'è? La galleria Fratelli Angelini. Pensa che sopra di noi c'è il centro storico di Feltre, siamo sotto la città e questa galleria fu progettata nel 1943, poi venne iniziata la costruzione per motivi bellici come riparo per i bombardamenti. A un certo punto gli occupanti tedeschi finirono i lavori nel 1945, però l'idea iniziale, quando progettarono questa escavazione, era quella anche di utilizzarla in un periodo post bellico, quindi per unire due quartieri della città di Feltre. Curiosità: Dimmela. durante i lavori di escavazione di questo tunnel fu ritrovata un'antichissima anfora di epoca classica, ancora oggi conservata all'interno del Museo Civico di Feltre. E a proposito del museo, ti dico questa cosa interessante, questa iniziativa interessante. Qui a Feltre puoi acquistare la Totem Card. È una carta che ti dura 3 mesi e puoi andare a visitare 3 musei, le torri e il teatro. Piacere essere con Tiziana, la conservatrice di questo straordinario museo nel cuore di Feltre, che racconta tante storie, soprattutto la storia classica di questa città. Tiziana. Sicuramente, siamo nella sezione archeologica risistemata, rivisitata nel corso del 2022 e alle nostre spalle abbiamo un po' l'emblema di quella che è l'archeologia feltrina, la grande monumentale statua di Esculapio, dio della medicina. Una statua che vide la luce nel 1974 negli scavi davanti al Duomo della città di Feltre e che dopo un periodo di permanenza nei depositi
della soprintendenza presso un restauratore, grazie a una straordinaria sinergia di associazioni, di privati e chiaramente con la collaborazione del Comune della Soprintendenza Archeologia del Veneto, tornò ad essere restaurata ed esposta dapprima nei pressi dell'area archeologica e poi finalmente nel 2022 qui all'interno della nuova sezione archeologica. Dobbiamo immaginare che ci sia un bastone con il serpente che lo avvolge. Sì, ci sono delle tracce del serpente e dell'emblema caratteristico di Esculapio o Asclepio, detto alla greca, che appunto è il serpente, un simbolo di rigenerazione perché muta la pelle e quindi ha questa prerogativa, questa caratteristica. È davvero una scultura straordinaria. Ci richiama proprio al trionfo del classicismo. Poi mi viene in mente che queste sono le statue per cui tanti pittori del Rinascimento hanno riscoperto il valore dell'umanesimo, ispirandosi un po' a questi ritrovamenti. E se sgorgasse del sangue dalla statua ci porta fortuna, non ci porta fortuna? Allora, c'è un mito legato alla divinità di Esculapio. Il mito racconta che sostanzialmente avesse scambiato il proprio sangue con quello della Medusa e che quindi dal suo fianco sinistro sgorgasse un sangue velenoso, benefico, mentre dal destro invece il sangue benefico, curativo. Adesso io mi avvicino al lato destro, giusto? Sperando che le cose siano sempre migliori, che i nostri viaggi continuino e che voi siete sempre con noi a scoprire questi luoghi davvero magici e unici. Grazie di cuore, Tiziana. Siamo arrivati in montagna. E finalmente è uscito il sole qui al Passo Croce Daune. 1011 metri di altezza e siamo innanzi a un monumento che ricorda una storia importante, direi eroica. Raccontacela, dai. Ci accomodiamo? Accomodiamoci. Stiamo più comodi. Allora, siamo innanzi al monumento dedicato a Tullio Campagnolo. Tullio. È stato un ciclista di inizio Novecento. Ha iniziato anche tardi, se vogliamo, a correre in bicicletta, figlio poi di una famiglia non propriamente agiata. Il padre lavorava in una piccola ferramenta vicino a Padova, lui nacque nella zona est di Vicenza. Ma era battezzato diversamente? Sì, perché lui nasce nel 1901 come Getullio Campagnolo. Chiedimi perché Getullio? Perché Lele? Perché i genitori volevano chiamarlo Tullio. Il tipo dell'anagrafe dice: non possiamo chiamarlo Tullio perché non è un santo. Ah, ecco perché tu ti chiami Ge Daniele. Esatto. E quindi ci fu questo escamotage, chiamandolo Getullio, che invece era annoverato tra i nomi possibili. L'impiegato dell'anagrafe disse: chiamatelo Getullio. E poi, insomma, lo chiamerete tra di voi in famiglia Tullio, come volete, e così fu. E poi cosa ha fatto Tullio?
Sostanzialmente diventa ciclista professionista dopo i 25 anni e c'è questa gara molto importante che è il Gran Premio della Vittoria, partenza da Padova, arrivo a Padova e si passa per questo passo. Si passa per questo passo. A Croce d'Aune, quindi 15 km di salita molto impegnativi, però in quella giornata, era il 27 novembre, c'è neve mista a pioggia, molto freddo, nebbia, quindi una salita davvero faticosa. E al tempo non c'era il cambio della bicicletta, bisognava fermarsi per le salite, smontare la ruota posteriore, girarla e rinvitarla per cambiare la corona. Il cambio, le marce. Esatto, non c'era. Ed è bello come descrive questa scena il grandissimo Gianni Brera, che è stato forse uno dei più grandi intellettuali italiani, uno degli inventori della lingua popolare italiana, anche se lui scriveva per lo sport, lo sappiamo. E peraltro Gianni Brera Ha inventato, coniato dei neologismi. per esempio Manfrina, pretattica, c'era un'altra, non me la ricordo. contropiede Forse sì. e poi anche il termine fighetta. Bravo, che indicava uno che non ce la faceva. Non ce la faceva in salita, quella è una fighetta, si diceva. Detto questo, quello che non ce la faceva in salita. come riporta proprio Gianni Brera, in quella corsa con quel brutto tempo ci fu l'illuminazione di Tullio Campagnolo come su una difficile via di Damasco. E sostanzialmente Brera dice: la tormenta ha preso a infierire, mettendo in fuga la gente. Quando Tullio salta di sella per girare la ruota, le sue dita intrizzite non ce la fanno a smuovere i dadi a farfalla. Deve acconciarsi e salire sderenandosi. Quella salita che la neve e il fango incaroniscono fino a tentarlo di invertire la marcia e scendere a valle. Qui ci fu la grande illuminazione, praticamente tornato a casa insieme al babbo, si scervella per trovare una soluzione per non dover ogni volta fermarsi, girare la ruota e ripartire, e quindi inventa il cambio delle biciclette. Quindi un'invenzione mondiale. Storica. Addirittura rivoluziona il mondo della bicicletta e nel 1933 nasce la Campagnolo SRL, leader mondiale nella produzione di cambi per bicicletta. Orgoglio italiano. Orgoglio italiano, in questo luogo sulle vette feltrine riconosciamo a lui il suo grande intuito, la creatività, la genialità, e quindi così umanamente baciati da questo timido sole ringraziamo per la vita eroica e la grande creatività Tullio Campagnolo. E adesso, a differenza di lui, non prenderemo le biciclette, ma un mezzo meccanico, il gatto delle nevi. Mamma mia!
Eccoci qua, innanzi a tanta bellezza. Siamo saliti con il Gatto delle Nevi, pilotato da Vittorio, che ringraziamo per questa opportunità. Forse l'ultima neve della stagione, ma la cosa bella è che da questa quota siamo a 1454 metri di altezza, sostanzialmente la vetta del Monte Avena, luogo rinomato anche per lo sci, e si controlla davvero un paesaggio sterminato. Infatti alle mie spalle svettano, è il caso di dire, le montagne di Feltre, le vette feltrine, ancora belle innevate, sembra quasi di vederle accarezzate da una dolce crema bianca. E poi invece davanti a dove mi trovo io ci si getta nella Val Sugana, e invece da dove siamo partiti si vedeva perfettamente tutta la Valle del Piave. Quindi è un luogo magico, perché forse è uno dei panorami più belli che io abbia mai visto in questi anni di girovagare per il nord-est, per il Triveneto, e ti prende il cuore. E quindi mi piacerebbe riportarvi alcune parole di Giovanni Comisso sul paesaggio, che diceva: nel paesaggio è il primo segno delle mani di Dio, e giustifico certi esseri sensibili che nel mezzo dei paesaggi più belli attestano d'aver veduto l'apparizione della divinità. L'altro segno è l'uomo, ma l'uomo si forma e cresce in rapporto al paesaggio. L'uomo è uno specchio del paesaggio. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Alessandra! Che piacere! Che bello trovarti immersi in cotanta bellezza. È proprio bello, sì. Siamo in un posto che è fantastico. Eh già, c'è un panorama davvero, come dire, che ti riempie proprio. Cioè io ne ho visti tanti, ma questo qua, ragazzi miei, Questo ti riempie il cuore, perché siamo nel Monte Avena, abbiamo da questa parte tutto il massiccio del Grappa, che è patrimonio dell'UNESCO, Sì. abbiamo da quest'altra parte le vette feltrine, che sono all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti, quindi le Dolomiti un altro patrimonio UNESCO. E da qui siamo proprio nel mezzo della Val Belluna, proprio parte dal lago del Corlo, arriva dal lago fino all'altro lago di Santa Croce, però qui il Monte Avena siamo proprio sopra Feltre, è un posto magico, Sì. è proprio bello. Tu sei arrivata con queste,
che si chiamano, aspetta. Sì, io sono arrivata con le ciaspe perché qua su questa montagna è bello camminare in tutte le stagioni. D'inverno con le ciaspe, con gli scarponi, si possono mettere i ramponcini. Tu non li hai messi perché non ce la facevi bene. Sono imbranato. E poi finita la stagione invernale si inizia a camminare con tutta la rete dei sentieri che tramite il consorzio e i comuni che hanno collaborato abbiamo costruito negli anni. Sono tutti tabellati, tracciati, abbiamo fatto anche una carta, una cartina e sono tutti visibili e scaricabili sul sito del Consorzio Dolomiti Prealpi. Qui nel Monte Avena c'è anche una piccola stazione sciistica che è ideale per imparare a sciare per i più piccoli ma anche per gli adulti, è economica ed è bello imparare a sciare qua. Con questo patrimonio che c'è attorno a noi è fantastico. Mi viene in mente Dino Buzzati, che diceva che le vette prealpine sono forse meno eroiche delle grandi montagne dolomitiche, ma lo stesso affascinanti, perché sembrano quasi una cartolina spedita da lontano nel tempo. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Da qui scendiamo un po' per scoprire una costruzione rurale che è davvero unica in Europa. Andiamo insieme? Sì. Via! Andiamo! Andiamo! Sbalordito, quasi incredulo, perché siamo innanzi a un'architettura che è unica. La si trova solo alle pendici delle vette feltrine, sono le casere a gradoni. E uno pensa, ma perché questa struttura così monumentale in mezzo a malghe e boschi? In realtà venivano costruite in questo modo proprio per un uso pratico, nel senso che dovete immaginare che queste costruzioni contenevano un fienile e una stalla. I due vani, i due locali non comunicavano internamente ma solo esternamente. E perché c'erano questi gradoni? È molto semplice. Costruiti a ridosso di un dolce pendio, permettevano alle persone di salire sul tetto molto facilmente, e questo per cambiare o ristrutturare il tetto. Dovete infatti pensare che i tetti di queste costruzioni erano di paglia, quindi ogni anno andavano rinnovati, rinfrescati, cambiati, per cui per agevolare queste operazioni continue si decise di costruirle con questa forma del tutto particolare. È un unicum non solo in Veneto ma in tutta Europa. Pensate che questa casera che è alle mie spalle è del XIV secolo. Qui la storia e l'uomo hanno creato qualcosa di magico, uno sposalizio tra il lavoro e la bellezza di questo paesaggio, che è quasi come una poesia che scrive se stessa. E dopo questa visione cercheremo di approfondire i sapori di queste vallate, l'enogastronomia del feltrino o delle vette feltrine, o perché no, del Monte Avena.
guadagnato questa sala meravigliosa del ristorante Croce Daune, in questo luogo dove il paesaggio trionfa, e ho incontrato Yuri, uno chef bravissimo che nonostante la giovane età ha girovagato per i migliori ristoranti tra Bellunese e Trevigiano. Yuri, grazie di averci accolto in questo luogo. Cosa ci hai preparato questa sera? Allora, questa sera vi ho preparato un piatto che noi abbiamo studiato per recuperare tutte le materie di avanzo che Non si butta via niente. non si butta via niente, cercando di utilizzare i nostri prodotti a chilometro zero, quale il schizz e il pastin. Qua abbiamo un gnocco di pane e patate, Sì. una spuma di schizz che siamo andati a mettere in sifone così prende un po' più aria, e delle cialde di polenta di mais e del crumble di pastin. Ah, quindi praticamente hai assemblato prodotti che comunque non verrebbero più utilizzati, Esatto. creando un piatto gourmet alla fine. Esattamente. Quindi Abbiamo cercato questa di- spuma come si fa a produrla? Allora, la spuma vai a rosolare lo schizz, aggiungi panna, frulli tutto e vai semplicemente a mettere in un sifone e tieni a una temperatura costante di 63 gradi. Poi invece il pastin, che è il prodotto bellunese nazionale, Esatto. che è una pasta di salsiccia, tipo, Esattamente, più o meno. che si mangia in tutte queste valli e difficilmente lo si trova in pianura. Magari lo distribuissero anche vicino a Venezia, perché sarei un grande acquirente. E quindi hai assemblato questo piatto e alla fine ho visto che ci versavi. È una riduzione di pollo molto concentrata che va dalla parte sapida del piatto e completare un po' Decorare anche sì, però comunque è saporito e gustoso. Sì. E queste danno la croccantezza Quelle ovviamente danno al la piatto. croccantezza, anche quella è un recupero. La fine servizio, quando avanzi la polenta dalla pentola di rame, vai a stenderla in placa e si cala in forno a 50 gradi per 4 ore e dopo un giorno di riposo vai a friggerla a 220 gradi. Quindi c'è un bel procedimento alle C'è spalle di questa un bel- piccola patatina. chiamiamola Esattamente, c'è un procedimento non... così. Poi Yuri, voi qui fate tante altre cose. Ti viene in mente qualcosa di tipico che troviamo in questo meraviglioso ristorante? Oltre a questo piatto, cosa si può mangiare, per esempio? Beh, sempre i funghi, ne può trovare sempre, il cervo, il capriolo, il cinghiale. Tutti i prodotti di Sì, questa terra straordinaria. Esattamente. Quindi noi vi invitiamo a venire qua, però prima di chiudere questo nostro incontro direi di fare un brindisi insieme. Cosa ci Perfetto. consigli? Io vi consiglierei un prosecco del Podere Castello Aurin, che è un prosecco sempre qua a chilometro zero. Si sposa bene con e questo si sposa piatto. molto bene. Noi beviamo un prosecco e tu? Io una birra Pedavena e una birra Dolomiti. Allora brindiamo con Yuri. Ringraziamo Antonella Lionello, ovviamente lo chef di questo straordinario ristorante, e viva il Feltrino! Viva! Sì, viva! Noi facciamo una piccola pausa, torniamo fra poco e viva! Viva! Caro Ivo, Dimmi Lele. ben mangiato, Mo- ben dormito e soprattutto ben riposato. E ben colazionato. Sì, allora siamo all'interno di questo albergo straordinario che è l'Hotel Croce Daune con Lionello. Sua Maestà. Lionello, Grazie. è importante incontrarti qua, a casa tua, Grazie. perché Lionello, dovete sapere che in tutti questi anni, con lungimiranza, passione, creatività e tanto lavoro, ha cercato di implementare il polo turistico e attrattivo di questa terra straordinaria che è il Feltrino. Perché è bello stare qua, Lionello? Qua è bello stare perché se uno vuole trovare ancora la montagna autentica, qui la può pure trovare. Noi abbiamo visto un pochino, abbiamo avuto l'opportunità di salire sul Monte Avena a quasi 1500 metri, c'era anche la neve che è arrivata un po' in ritardo quest'anno, e da quel enorme terrazzo naturale si dominano queste vallate, perché c'è la Valle del Piave, poi C'è la valle del Primiero, sì, c'è tutta la Val Belluna, e se il tempo è anche terzo e bello, ci vede anche Venezia. io devo dire che ci sono molti punti panoramici dolomitici
questo mi ha profondamente colpito. Mi sembra di averlo manifestato Sì, più più volte. Lionello poi si occupa di un locale che è uno dei più importanti del Nord Italia, è questa grandissima birreria storica dove si produce la birra veneta, che è il birrificio Pedavena, la fabbrica e poi la birreria, dove ogni weekend ci sono migliaia di persone, avventori che si fermano, chi in bici, chi a piedi, chi in moto, chi in corriera, per farsi un bel boccalone di birra prodotta qui in Veneto, peraltro. Poi bisogna sapere che Lionello è un gran imprenditore, ma tutte le sue attività non sono votate al profitto, perché molte attività le porta avanti da anni, ma solo per amore della sua terra. Ad esempio. Sì, se parliamo dell'attività invernale ci troviamo a 1250-1450, quindi è ancora una montagna che purtroppo con i cambiamenti climatici sta soffrendo. Però non possiamo dimenticare tutti i nostri ragazzi che vivono nel Feltrino, che hanno voglia di sciare, perché hanno una tradizione di decenni di sci. In questo posto si sciava da sempre, e quindi noi teniamo in piedi i nostri impianti, tre skili, però è quella risorsa che fa sì che i nostri ragazzi non vadano in giro per i bar a giocare. Un po' salesiana come idea. Però io sono soddisfatto di questo, quando che anche quest'inverno abbiamo avuto su 200 bambini delle scuole elementari di Pedavena, vederli lì che sciavano era veramente... Riempiva il ti cuore. pagano, ti ripagano. Riempiva il cuore di Un bravo imprenditore è soprattutto generoso, anche se può sembrare strano talvolta. A noi manca ancora qualche pezzettino, abbiamo visto anche il centro storico di Feltre che è bellissimo. Sì, totalmente è importante. E ci consigli di vedere qualcos'altro oggi, in questo bel sole? Beh, vi consiglio, sicuramente noi qui siamo all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e quindi una visita bisogna farla. Uno dei primi più importanti parchi italiani, peraltro. Sì, e poi ormai che siete sulla strada, la chiesetta di San Giorgio a Sorriva, in comune di Sopramonte, bisogna visitarla. È preparatissimo. Dicono che sia uno scrigno d'arte ineguagliabile. Certamente abbiamo dei pittori molto importanti, quindi andremo sicuramente. Bravi. Noi ringraziamo Lionello per l'ospitalità. Un messaggio a chi ci guarda: perché venire qua, quindi? Perché si può ancora godere la natura incontaminata, diciamo non del tutto incontaminata, però naturale. Quindi la montagna come era un tempo è rimasta e preservata. Sì, e noi vogliamo che questo rimanga ancora per tanto tempo. Perfetto. Noi ringraziamo Lionello, lo staff, ci avviamo verso la natura totale all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio dell'umanità, e poi andremo a vedere gli affreschi della chiesa di San Giorgio. Grazie Lionello. Grazie a voi. Cuore, Grazie. Benvenuti nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Oggi ci troviamo a Piandavena, ai confini sud-occidentali del parco. Questo è l'unico parco nazionale presente in Veneto, l'unico parco nazionale in area Dolomiti. È patrimonio dell'umanità, è un'area protetta che è stata istituita nel 1993. Occupa più di 31.000 ettari di superficie nella parte più meridionale della provincia di Belluno. Il parco è nato per tutelare un territorio di enorme valore naturalistico e paesaggistico. In particolare qui c'è una flora ricchissima che è nota fin dal 1400. Considerate che a Londra è conservato alla British Library un erbario figurato degli inizi del 400 che si chiama Codex Bellunensis, che raffigura piante che erano state raccolte a scopo curativo farmaceutico appunto agli inizi del 1400. E poi gli studi di botanica in queste zone sono proseguiti, abbiamo anche moltissimi botanici che nel 1700 hanno visitato quest'area, fino appunto ad arrivare al 1993 con la nascita del parco. A sottolineare l'importanza della flora c'è anche il logo stesso dell'area protetta, che è un fiore. Normalmente i parchi utilizzano animali come simboli, e noi abbiamo scelto un fiore che è la campanula morettiana, è una pianta
endemica delle Dolomiti, cioè che ha un areale molto ristretto di diffusione geografica, che è appunto limitato alla zona dolomitica. Fiorisce in estate sulle pareti rocciose. Nel parco vive quasi un terzo della flora presente in Italia, quindi oltre 1700 specie di piante, quindi un terzo di tutte le piante che voi potete trovare in Italia, dal Monte Bianco fino a Pantelleria. Anche la fauna è molto ricca e diversificata. Qui ci sono tutti i rappresentanti della fauna alpina, ad esclusione dello stambeco, quindi cervi, caprioli, camosci, e ci sono oltre 115 specie di uccelli nidificanti, la metà degli uccelli che vivono in Italia, e oltre 100 specie di farfalle, e tutti questi animali sono oggetto di monitoraggi che vengono realizzati dal reparto Carabinieri Parco, e anche oggetto di numerosi studi scientifici che sono fatti grazie a collaborazioni tra l'ente parco e numerose università sia italiane che straniere. Tra ad esempio i progetti che ci sono in corso più rilevanti in questo periodo c'è un'attività di radiotelemetria satellitare sul lupo, cioè abbiamo catturato dei lupi, li abbiamo dotati di collare satellitare per studiare gli spostamenti di questi animali e anche andare a capire quali sono le prede selvatiche di cui questi lupi si nutrono. Vi invitiamo a visitare il nostro parco, che come tutti i parchi nazionali, a partire dal primo, che è quello di Yellowstone, è nato per far sì che anche le generazioni future possano godere delle meraviglie naturali che sono presenti sulle nostre montagne. E sono qua all'interno di questo parco straordinario con Antonio e Fabrizio, che ringrazio per l'accoglienza e per la disponibilità. Oggi abbiamo trovato questa giornata illuminata da questo bellissimo sole che ci annuncia la primavera. Immagino che questo parco con la bella stagione diventi qualcosa di meraviglioso. Caro Antonio, voi siete più corpi, se si può dire così, suddivisi in un territorio molto ampio. Questo è uno dei nuclei, vero? Il reparto Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si occupa principalmente della sorveglianza all'interno appunto del Parco Nazionale, e tutto il territorio è suddiviso in 4 nuclei, tutto il territorio del parco è suddiviso in questi 4 nuclei. Ci troviamo a Piandavena, questo è il nucleo principale dove noi ci troviamo, poi il secondo nucleo a Sospirolo, il terzo nucleo a Candaten di Sedico e il quarto nucleo a Longarone. E poi l'attività vostra è variegata, sempre a contatto con questa natura. Ci sono tante altre funzioni che facciamo all'interno sempre del Parco Nazionale, quali monitoraggi faunistici. Collaboriamo con l'ente parco per tutte le ricerche sia floreali, faunistiche e scientifiche che il parco mette in campo. Fabrizio, immagino che immersi in questo pianeta lussureggiante, poco antropizzato, questa è la bellezza di un parco nazionale, tu abbia avuto molte esperienze nel tuo percorso professionale. C'è qualcosa che ti ricordi maggiormente? Maggiormente tante cose succedono ogni giorno. E una cosa che mi è rimasta più nel cuore, durante i censimenti primaverili alla specie fagiano di monte, è successa una cosa strana per noi. Per il ritorno del lupo ci è apparso davanti mentre stava spingendo un gruppetto di mufloni. Il lupo, arrivando davanti, ci ha visto, ha frenato di colpo e se n'è andato da un'altra direzione, quindi anche vederlo così a 10 metri ha fatto proprio un'emozione unica che rimarrà sempre nella nostra mente, insomma. Certo. Una domanda che faccio ad entrarvi, Antonio, quanto bello è lavorare qua? Rimanere a contatto con la natura ogni giorno è un'emozione grande, e poter insegnare e dare questo esempio al cittadino e al fruitore del parco, dando anche degli insegnamenti di comportamento e quindi di salvaguardia della ricchezza che abbiamo nelle nostre montagne e delle aree protette. Fabrizio, condividi? È bello stare qua? Ma io parto fin da piccolo, mi ritengo fortunato perché già da piccolo ti domandano che tipo di lavoro vuoi fare da grande. Era proprio il forestale, e ho fatto un percorso prima con la scuola agraria, poi ho avuto la fortuna di entrare in forestale e quindi sono gratificato e bene, dai. Antonio e Fabrizio, io vi ringrazio per Grazie. ciò che fate, lo fate per tutti noi, e viva i Carabinieri Forestali, e viva
soprattutto questo straordinario parco che è incorniciato dalle montagne più belle del mondo. Grazie di cuore, grazie davvero. Grazie. Alberi, questi esseri viventi a me tanto cari, se impariamo ad ascoltarli hanno sempre segreti, storie da raccontarci ed ogni volta scopriamo sempre cose interessanti. Il faggio, già incontrato nei nostri viaggi, lo sapevate che è una pianta dioica, dal greco due case, dioikos, cioè ci sono degli individui maschili e degli individui femminili. L'impollinazione, favorita dalle amate api, fa in modo che le femmine poi producano il frutto, le faggiole, con 2 G mi raccomando, da faggio, che sono una sorta di castagne, infatti sono cugini di castagne e delle querce, che sono molto amate dai cinghiali, dagli scoiattoli, dalla fauna che vive in questi luoghi, ma se tostate possono essere anche usate come una sorta di caffè. Il faggio è sempre stato associato alla scrittura perché i libri di pergamena erano protetti da tavolette di faggio. Una leggenda, antica leggenda, narra che se a cuore sincero tocchi il tronco del faggio riceverai illuminazione e conoscenza, e per questo ora lo abbraccerò. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Sono entrato all'interno di questo spazio davvero importante dal punto di vista artistico, non solo religioso. La chiesa di San Giorgio Martire, che si trova su questo colle piramidale che domina tutto il Sovramontino. E devo dire che non mi aspettavo di trovare una enorme pinacoteca antica all'interno di questo spazio. Allora, l'ambiente è ad aula unica e il presbiterio è rettangolare, però c'è un trionfo di affreschi davvero che raramente troviamo in chiese, soprattutto di montagna. Siamo a Sorriva e questo spazio ci racconta tantissime storie, ovviamente la dedicazione a San Giorgio. Ad esempio nel portale d'ingresso ci sono 2 date, 1506 e 1738, anni in cui si compirono dei lavori di restauro, di sistemazione di questo luogo sacro. In realtà la chiesa è del XII secolo, quindi molto antica. Cos'è che colpisce l'occhio, la mente, ma soprattutto il cuore? Intanto la bellezza di quella grande tavola che è la pala d'altare, dove troviamo la Madonna in trono con bambino, insieme a San Vittore ed insieme a San Giorgio. Ed è legata alla credenza di queste terre che è molto importante, ma ci sto arrivando perché oltre al grande Marco d'Amel troviamo dei bellissimi affreschi nel presbiterio del Nasocchio, dove ad esempio c'è un San Giorgio che uccide il drago,
oppure un San Vittore a cavallo. Poi troviamo altri affreschi importantissimi di varie epoche, anche se tutti si attestano dal 1300 al 1500. Per esempio, nascosto quasi in un angolo di una parete, troviamo un Giovanni di Francia, un frescante che abbiamo incontrato molte volte durante i nostri viaggi, per esempio nella bellissima chiesa di San Giorgio ancora una volta, però di San Polo di Piave in pianura, dove c'è la famosa Ultima Cena con Gamberi. In questo caso Giovanni di Francia ci riporta in auge la figura di San Sebastiano trafitto dalle frecce. Una cosa che mi ha molto colpito si trova in sagrestia ed è un'usanza tipica soprattutto delle prealpi venete, cioè la croce che ci disegna e ci ricorda la passione di Cristo, con tutti i simboli, per esempio i chiodi con cui Cristo fu crocifisso, il gallo che cantò 3 volte, il martello con cui si batterono i chiodi, oppure il flagello con cui venne pesantemente ferito prima di essere messo in croce, e tanti altri. È un simbolo pieno di simboli. Ecco, questa chiesa ci ricorda come la tradizione orale, la credenza dell'uomo si sia sposata effettivamente all'iconografia di grandi artisti che hanno operato in questa vallata. C'è un legame profondo tra questa comunità, la Madonna e San Giorgio, perché purtroppo, come sapete, nel 1630 ci fu una terribile pestilenza, la stessa raccontata da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. E c'è un'usanza che si verifica ogni 23 di aprile in cui dei giovani coscritti di 3 famiglie girano tutto il paese con una grande marmitta in cui all'interno è contenuta la famosa minestra di San Dordi. Quindi una tradizione che affonda le radici nel tempo, una storia artistica che ci fa pensare che questi paesi sono splendenti come un raggio che colpisce il nostro cuore. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo. Si chiude questa nostra avventura nelle magnifiche terre del Feltrino. Che spettacolo. Ma che roba che c'è intorno, E quindi abbiamo visto il centro storico di questa meravigliosa città di Feltre, Il museo archeologico, il castello di Alboino, la città rinascimentale che poi diede i natali al mitico Vittorino da Feltre, che è stato forse il più grande padre dell'umanesimo italiano. E poi questa giornata immersi nel paesaggio davvero emozionante, bello. Che dici? Sì. Io, se mi permetti, prima di chiudere volevo congedarci da questa avventura con delle parole di Silvio Guarnieri da Storia Minore di Feltre, quindi uno storico ma anche un grande intellettuale, un poeta, che diceva: mi rendevo conto che l'essere dell'uomo, la sua presenza, il suo costume si trasmettono agli altri, a coloro che vengono dopo di lui, sia per esempi e parole esplicite. Ora questa trama sottile di relazioni umane non fa che testimoniare la inesauribile ricchezza della vita, della realtà umana. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questa nostra meravigliosa avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Qui nel Feltrino a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri qui sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, l'agora di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole. No Lele, di là, di là.